Ci sono molti progetti originali tra i vostri, ce ne vuole illustrare qualcuno? Oltre al progetto Consumatori in Piazza che ci vede coinvolti con la Regione e che è volto proprio a avvicinare i consumatori, a conoscere quelle che sono le attività delle associazioni dei consumatori, abbiamo vari progetti ovviamente sull'infanzia, quindi i giochi che vedete sono relativi a dei progetti che riguardano l'educazione al risparmio, quindi l'educazione all'uso del denaro da parte dei bambini, e anche dei progetti sul sovraindebitamento, quindi prevenzione e lotta del sovraindebitamento, visto il periodo in cui ovviamente ci troviamo, e forniamo consigli, informazioni, aiutiamo le persone che hanno problemi di debiti eccessivi a vedere come risolvere eventualmente la situazione e a prevenirla, evitando che si indebitino eccessivamente ovviamente.